Ci arriva il contributo video di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, che ci racconta le difficoltà proprio di assicurare i controlli per chi si muove da una zona all'altra. Raffaele Padrone. Buonasera ai telespettatori di Telepordenone, grazie a lei direttore per avermi dato la possibilità di entrare con questo videomessaggio all'interno delle case dei cittadini di Pordenone, della provincia e di tutto il nord-est. Io vi ringrazio perché non sono un medico, però sono un operatore della sicurezza e sono un dirigente sindacale, e quindi parlare di sicurezza in questo momento mi fa solo che piacere. La sicurezza nel territorio. Da ieri qualcuno purtroppo ha già potuto constatare di persona, da ieri sono scattati dei controlli mirati proprio al propagarsi di questo nuovo virus Covid-19. Sono stati disposti dei controlli mirati tra la regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare delle province di Venezia e di Treviso. È chiaro che i controlli vengono fatti a campione in questo momento, ci stiamo operando per poter disporre di più personale, soprattutto magari di tutte le forze dell'ordine, soprattutto chiederemo anche l'ausilio dell'esercito, perché poi sapete che gli operatori delle forze dell'ordine sono in un numero rosicato e forse in questo momento si sono resi conto dell'importanza di avere più uomini nel territorio. Ma non potevamo esimersi da quello che è la gravità della malattia. Abbiamo già oltre 6.300 casi positivi a ieri sera, 622 morti per questo coronavirus, quindi persone contagiate tantissime, ospedali pieni, medici che lavorano H24, infermieri non ne parliamo. Io credo che a loro vada un plauso veramente in questa situazione. Ripeto, controlli non solo all'interno di questa regione, ma ai confini, e soprattutto un altro problema che ci sta piombando addosso da ieri sera sono le rivolte in 27 carceri italiani. Bene, abbiamo avuto già 3 feriti tra le forze dell'ordine, abbiamo avuto 6 deceduti a Modena tra i detenuti, non si sa se per coronavirus. Comunque è al vaglio della magistratura questa situazione, e soprattutto da Foggia sono evase 20 detenuti. Quindi oltre alla problematica di sanitario che ormai tutti conoscete, anche quella di ordine pubblico. Credo che a questo punto sia necessario da parte di tutti i cittadini di tutta l'Italia, non solo del nord-est, un po' di coscienza per permettere di riuscire quantomeno in breve tempo, visto che ancora di pandemia non possiamo parlare, in breve tempo di riuscire a debellare e a vincere anche questa volta questa malattia. Grazie e ci vediamo la prossima settimana, spero direttamente dagli studi. Grazie a voi, grazie direttore. Conferenza stampa che si è conclusa da pochi minuti nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia, nel salone di rappresentanza, alla quale sono stati invitati mass media. Il punto della situazione emergenza coronavirus, nelle parole, le sentirete, del vice governatore Riccardo Riccardi, del governatore Massimiliano Fedriga. Con loro c'era anche Valerio Valenti, prefetto di Trieste, e il sindaco del capoluogo regionale Roberto Di Piazza.